Ritratti Festival qui a Monopoli, parliamo della novità di questa edizione, ma soprattutto di questa serata che è dedicata a Stravinsky. Sì, lo spettacolo l'abbiamo creato in questa settimana all'interno di questo edificio abbandonato che è Palazzo Palmieri, che è stato animato da musica del Novecento e da una fiaba per adulti più che per bambini, che questa sera sarà recitata da Niccolò Senni e Paola Michelini. E invece agli strumenti c'è uno straordinario ensemble di musicisti residenti a Ritratti per questa settimana. Il tema dell'edizione, la 19ª edizione, è fermare il tempo. Tutti i progetti di quest'anno sono dedicati alla relazione con il tempo e il prossimo appuntamento è il 25 luglio nella nostra sede principale, nel chiostro di Palazzo Palmieri, dove siamo a casa da tanti anni, e con un concerto in residenza con Emanuele Arciuli e 3 altri fantastici musicisti. E invece qual è stato il primo Ritratti? Ve lo ricordate? Questo è un festival che dura da tanto tempo. Quanto tempo? Questo è il 19° anno, per cui l'anno prossimo ci sono le grandi celebrazioni del 20º. L'anno prossimo 20 anni, come si fa a rinnovare un festival? Quindi non deludendo il pubblico e creando una novità tutti gli anni. Il festival si rinnova da solo in quanto osserviamo il territorio e i suoi grandissimi cambiamenti. Quando il festival è nato nel 2005, noi che l'abbiamo creato eravamo degli studenti e nella città non c'era turismo, non c'era un teatro riaperto, quindi era un territorio che aveva fondamentalmente bisogno di fare produzione musicale, punto. Con il tempo chiaramente ci siamo rivolti sempre di più ai turisti, ovvero spostiamo i concerti, è diventato un festival itinerante per dare la possibilità ai visitatori attraverso gli spettacoli di vivere dei luoghi interessanti del nostro territorio. Però questa, di questa sera, è una realizzazione apposta per questo palazzo, quindi abbiamo visto prima degli strumenti addirittura su dei balconi, ma come funziona? È l'acustica in questo caso? Allora, stasera suoniamo non amplificati prima di tutto perché questa è un'acustica naturale favolosa. Ma in più l'architettura stessa di Palazzo Palmieri con queste balconate, con queste logge, suggerisce quella di un teatro naturale. Quindi quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi insieme alla regista Cecilia Ligorio abbiamo subito pensato di un'ubicazione insolita di questo dialogo tra la platea, i 2 attori che invece usano completamente lo spazio, quindi sia la platea che le balconate, e i musicisti che sono sulla prima balconata. E parliamo di questa regista. Come avete selezionato Cecilia Ligorio? Beh, Cecilia Ligorio prima di tutto è uno straordinario talento che io ho avuto la fortuna di conoscere al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca. Ho apprezzato lì il suo lavoro, ne è nata un'amicizia e la voglia di creare un progetto insieme. Questa per me è lei una prima occasione. Abbiamo lavorato sul testo di Stravinsky, abbiamo già delle idee per i prossimi anni. Io sono solo grata allo straordinario lavoro che ha fatto in pochissimi giorni e con temperature assolutamente da record di queste giornate. A proposito di questo lavoro, è una residenza? Come nasce lo spettacolo in residenza? Allora, c'è naturalmente una fase preparatoria, per cui mesi fa abbiamo unito la parte di produzione musicale e la parte di creazione della regia, stendendo un progetto, tirando fuori delle idee attraverso i sopralluoghi, ma la maggior parte delle azioni sceniche, la maggior parte dei movimenti e delle soluzioni poi scelte per lo spettacolo sono state decise effettivamente durante questa settimana in cui abbiamo abitato fisicamente questo luogo. Quindi si arriva tutti pronti, con tutti i pezzi pronti e poi si fanno giusto gli aggiustamenti di regia. Ma com'è andata? Questo non crea un sorta di stress psicologico oppure no? C'è una grande direzione che appunto è quella della regista. Ognuno ha fatto i compiti a casa, nel senso ognuno ha perfettamente pronto il suo ruolo e si tratta appunto di mettere insieme le 2 componenti di questo spettacolo, che sono la musica e la parola, nello spazio. In realtà è stato un lavoro molto snello, una compagine molto felice. I musicisti si conoscevano tra di loro, avevano già suonato insieme, era un ensemble molto affiatato, i 2 attori avevano già lavorato insieme, diciamo che è stato tutto abbastanza facile. Però qual è la scena che preoccupa un po' di più questa sera? Questa è una prima, giusto?
Sì. Tutte le prime hanno un po' di stress. Qual è la scena che preoccupa? Da un punto di vista artistico credo davvero nessuna. Io personalmente sono una eterna fifona con la parte relativa alla tecnica, cioè qualsiasi cosa abbia a che fare con la tecnologia mi spaventa sempre. Sono un po' catastrofista, ma per fortuna ognuno ha i suoi amuleti e andrà tutto bene. Per quanto riguarda invece la tecnologia, come funziona? Ci sono delle proiezioni digitali e in che momenti? Come avete lavorato con la regia in questo senso? In realtà la parte relativa alle proiezioni è soltanto una. Il desiderio che avevamo era di mostrare l'interno del palazzo, che ovviamente non è fruibile stasera perché lo spettacolo si svolge all'aperto, e quindi abbiamo incorporato la visione delle stanze del palazzo in una scena che poi è nello specifico una scena in cui viene rincorsa la principessa, e questa corsa avviene attraverso le stanze del palazzo e che saranno quindi visionabili. Quindi è giusto dire che questo spettacolo è anche una promozione del turismo della bella Puglia, ma perché proprio questo palazzo? L'unicità di questo palazzo è nota a tutti e la tristezza di vederlo ancora dopo tanto tempo abbandonato è per noi lo stimolo, diciamo, a creare bellezza al suo interno, non soltanto osservarlo dall'esterno e contribuire nel nostro piccolo alla sensibilizzazione sul restauro di questo immobile. E per l'anno prossimo ci sarà ancora qualcosa di originale qui oppure no? Probabile. Grazie mille per essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto da parte mia, che sono Antonia Valente, direttrice artistica del Festival Ritratti, e il mio invito è di continuare a dedicare il vostro tempo e trovare il tempo per ascoltare la musica dal vivo, che è un istante unico, irripetibile, e perciò è la vera magia del vivere l'arte dal vivo. Carolina Bubico qui a Corato per questa festa del jazz, cioè Gusto Jazz. Raccontaci un po' di questa ripresa, di questo tour. In realtà non l'ho mai vista come una ripresa, è un continuum, diciamo, estivo di quello che è stato il percorso del Dono dell'Ubiquità. Il mio ultimo lavoro, ormai diciamo, ha 2 anni questo lavoro, è un tour, diciamo, è un live molto consolidato, c'è grande simbiosi, grande interplay sul palco con questi straordinari musicisti con cui ho costruito questo live. Siamo felicissimi di essere in Puglia perché in realtà abbiamo fatto adesso, dall'estate scorsa non suonavamo nell'Alta Puglia e oggi torniamo. Io in realtà personalmente torno a Gusto Jazz, sono stata qui ospite come cantante di Nicola Conte 2 anni fa, quindi adesso ci torno con il mio live in full band insieme a questi appunto grandiosi musicisti. Lo diamo un consiglio ai giovani che vogliono fare musica oggi: che cosa bisogna fare? Ascoltare la più bella musica fatta diciamo, nel passato e cercare di individuare la propria voce in quello che si fa, studiare, coltivare la creatività, l'intuizione nella musica, perché ci vuole lo studio ma ci vuole anche quello, l'intuitività, e convogliare tutto in un lavoro più costante possibile che attraversi l'esperienza, soprattutto ci tengo a dirlo, l'esperienza, fare l'esperienza sui palchi. La musica ha bisogno di questo. Un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Che cosa ti va di augurare al pubblico che segue i concerti? Auguro a tutti di essere curiosi di ascoltare qualcosa che vada al di là delle vostre orecchie e che possiate emanare questa curiosità a chi è sul palcoscenico. Andate ai concerti. Boom Collective in tour, ne parliamo subito con questa splendida formazione. Innanzitutto, qual è il fil rouge di questa compilation? Devo dire, il fil rouge in realtà è quello di intanto divertirci, suonare musica, cercare di fare musica creativa e occupare bene il tempo che passa, perché spesso quando si va in tour sono solo disagi, sacrifici, svegli all'alba. Invece noi cerchiamo di divertirci, trovare sempre la maniera ironica per farci tanti chilometri. Abbiamo viaggiato tanto settimana scorsa, però siamo stati benissimo, vero ragazzi? Siamo stati fatti un mare di risate, fatto bei concerti. Stasera è l'ultima data pugliese,
poi la prossima sarà a Tirana al festival Italy Meets Balkan, però devo dire veramente un piacere enorme dividere il viaggio con loro, quindi il fil rouge è il divertimento. Allora, il divertimento però anche il segreto ed essere veramente in sintonia con tutto il resto del gruppo. Raccontateci un po' quando vi siete conosciuti, com'è nata questa formazione. Allora, io è la prima volta che sono con loro oggi, quindi... Visto che è la prima volta, dei poni a favore o contro? È la prima volta, come ti trovi allora? Benissimo, diciamo, conosco loro personalmente. Una caratteristica di tutto il gruppo. La passione forse, l'entusiasmo, il talento spropositato, cioè per me è un onore comunque Per incredibile. far funzionare un gruppo oggi bisogna assolutamente avere che qualità? L'ascolto probabilmente, la capacità di ascoltarsi e non stare chiusi dentro quello che si fa, probabilmente una delle caratteristiche che questi signori hanno sviluppato tanto nel corso degli anni. Parliamo di sogni, che cosa vi manca? Per ognuno di voi un sogno nel cassetto. Ecco, il sogno musicale è suonare in un grande festival tipo North Sea Jazz Festival, ci piacerebbe tanto. Newport, ecco, fare un festival veramente importante, veramente figo, un festival che spesso è chiuso agli italiani, agli europei, no? Parlo di una cosa veramente, sarebbe bello, ecco. Sì, portare questa musica oltre i confini territoriali, perché se lo merita la musica in generale, che poi ci sia io o ci sia un'altra voce, però è proprio la vera anima è Gaetano che scrive, che compone i brani, quindi portare oltre i confini. Esserci in una di queste bellissime date, se metti caso che alla fine... No, vale anche per me, aggiungo un aspetto quasi missionario, ecco, di poter diffondere il più possibile a livello culturale anche questo tipo di musica nella società, perché purtroppo risulta ancora una musica di nicchia, ecco, quindi se guardiamo al panorama mondiale. Mi piace pensare che le persone nel momento in cui vanno via da un nostro concerto, andranno via, non so, dal nostro concerto, ritornino a casa più arricchite e con nuovi stimoli, no? Con un immaginario arricchito, quantomeno. Ma voi mettete un po' d'accordo Botteghino e gusti personali quando tu pensi a un concerto da realizzare? Ti fai i problemi dei gusti del pubblico oppure no? No, perché sono un pessimo venditore, nel senso che quando decido di pensare al pubblico combino delle gran porcherie, quindi preferisco concentrarmi sulla musica e poi sperando che incontri anche i gusti del pubblico. Se qualcuno sta venendo ad ascoltarmi o ad ascoltarci è perché vuole ascoltare noi e non qualcosa che già conosce. Il vostro brano preferito di stasera qual è? Forse Moving Forward. Forse Intention. Intention stavo per dire, è vero. Allora ragazzi, loro sono qui oggi ad Acquaviva, però prosegue il tour, quindi teneteli d'occhio. E adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao a tutti e a tutte le persone che ci stanno guardando, venite al concerto a Tirana. Ciao a tutti di Dietro le Quinte, seguite i Boom Collective un po' ovunque. Ciao pubblico dietro le quinte, mi raccomando non solo seguiteci su Instagram ma soprattutto ascoltateci. Ciao a tutti, pubblico di Dietro le Quinte, so che sarà dalla nostra parte, a breve ci saranno grosse novità, c'è un singolo nuovo in uscita, una cover di una famosa song italiana e speriamo di vedervi da qualche parte numerosi. Ciao Dietro le Quinte, seguite Boom Collective e venite ad ascoltare i nostri concerti.